Fare un'intervista con Karin Galici significa scoprire dei risvolti strani e particolari non solo di un uomo o di un ragazzo. Uomo, ormai, Uomo ormai, fatto 40 anni possiamo dire uomo, dai. ma soprattutto di quello che significa fare teatro e cercare di comprendere in che modo poterlo fare diversamente, perché mi sembra che questo sia il tuo trend, vero? Sì, cerco di fare delle cose diverse perché in questo posso trovare una ricerca e una curiosità che è quello che mi anima in qualsiasi cosa faccio, nel teatro così come nella vita. La tua vita passa da esperienze che ti hanno portato ad arrivare al teatro e se passa da queste, quali sono? Le prime esperienze che ho fatto in teatro, credo come tanti, è stato nella scuola. Dopodiché c'è stata un'esperienza molto bella che è stato un campus a Montevecchio quando l'associazione Carpe Diem organizzava un festival vicino Guspini e lì si ritrovavano artisti di tante parti d'Italia per passare un'estate insieme. Ho fatto un paio di mesi là e si è formata una comunità che mi ha fatto capire come il teatro potesse essere gioco di squadra, come potesse avere dei risvolti sociali oltre che estetici e me ne sono innamorato. Da lì non ho mai smesso e sono passati ormai quasi 25 anni. Ti faccio un esempio, dicono di me che ho iniziato a fare il giornalista quando uscivo con mia madre, che mi portava in giro a Piranciulai, così si dice in cagliaritano, cioè a parlare con le comari, con le cugine, eccetera. Io ascoltavo, incameravo. Tu invece al teatro come ci sei arrivato? Ci sono C'è arrivato. stata una cosa che da bambino magari ti portava a giocare con i mattoni Lego e facevi una casa che diventava una specie di teatro, di scenografia, no? Insomma. No, credo che ci sia arrivato per gli opposti forse, perché ero un bambino a tratti anche molto introverso e quindi il teatro è stato un modo per tirare fuori sia la creatività sia l'ego che probabilmente senza il teatro sarebbe rimasto invece più assopito. Ma perché il teatro è il gioco della vita e allora preferivi andare un attimino prudente e quindi metterlo in teatro prima che nella vita? Sì, e il teatro dà la possibilità di fare tante cose che nella vita sono difficili. In teatro tutto è concesso, il teatro è anarchia. Su un palcoscenico ti puoi denudare e nessuno dice niente. In strada io una volta l'ho fatto e mi stavano per arrestare con il Living Theatre. E quindi sicuramente il teatro mi ha dato delle possibilità che nella vita di tutti i giorni non avrei avuto e poi considera che se in un primo passaggio mi sono avvicinato al teatro come attore, poi la mia vera essenza l'ho trovata come regista o come organizzatore teatrale e quindi come creatore. E in effetti in tanti si ricordano nella mia famiglia che da piccolo non avevo le idee chiare, ma dicevo che avrei fatto o lo scienziato o il cantante o l'attore. E diciamo che la cosa più strana sembrerebbe quella dello scienziato, ma in fondo lo scienziato è qualcuno che crea. E io nel lavoro di regia ho trovato questo sfogo demiurgico di poter creare delle cose nuove o diverse, come dicevi tu prima. Ma tu sei manipolatore di te stesso o sei manipolatore anche degli altri? Soprattutto degli altri, nel senso che poi come regista spesso e volentieri lavoro con tante persone che per fortuna sposano comunque il mio progetto e si fanno, tra virgolette, manipolare, però non è una parola che mi piace E allora molto. cambiamola. Eh. Ti senti un po' più buratinaio oppure collaboratore? Mi sento molto più collaboratore, anche perché in effetti mi piace molto la filosofia della creazione collettiva. Quindi mi piace che tutti, dal primo all'ultimo, ma non c'è né un primo né ultimo del cast, possano essere protagonisti del progetto. Non mi piacciono quelle situazioni piramidali in cui magari io sto al di sopra di tutti. Se proprio di piramide dobbiamo parlare, è una piramide al contrario, in cui ci sono io che do un'idea, ma poi cresce attraverso l'apporto di tutti gli altri. Ma tu hai iniziato, o perlomeno noi ci siamo conosciuti, attraverso il teatro sensoriale. Era una grande trovata, una grande cazzata oppure una rivoluzione?
Wow, forse né una grande cazzata, né una grande trovata, né una rivoluzione, però tra le tre mi piace più una rivoluzione, perché il teatro sensoriale dà delle possibilità che il teatro tradizionale sicuramente non dà, quindi è comunque una prospettiva che apre delle possibilità nuove. Il teatro sensoriale, oltre a comunicare con la vista e con l'udito, può comunicare anche con il tatto, con il gusto e con l'olfatto. Questo ci dà delle possibilità nuove, dei nuovi linguaggi, ci dà la possibilità di portare lo spettatore all'interno dello spettacolo, quindi all'interno delle scenografie, all'interno della drammaturgia e diventa partecipe in un'esperienza. Questo in tempi in cui spesso le persone, soprattutto i ragazzi più giovani, dicono non vado a teatro perché mi annoio. Beh, un teatro come quello sensoriale di sicuro non fa annoiare nessuno perché c'è la possibilità di vivere qualcosa con emozioni che diventano anche molto più forti. Allora non scopro io che tu sei un gran provocatore. Ma le provocazioni, perché mi dai del provocatore? A me, guarda, io me lo prendo pure, ma dimmi perché. Perché obiettivamente ti piace stupire. Sì, questo è vero. Questo ci sta, nel senso che quando fai delle cose nuove un pochino devi stupire. Poi sai, in effetti mi dicono che faccio come regista un progetto all'anno. A questo punto che si parli di quell'unico progetto all'anno che faccio. Questo è vero. Il teatro sperimentale, il terzo teatro, è il teatro del livido o il teatro gestuale? Io direi più il teatro del livido perché il teatro che poi è andato molto forte dagli anni 70 in poi ha avuto tra i suoi protagonisti il Living Theatre, quindi se parliamo di un certo tipo di avanguardia, lasciando da parte quello che poi è stato dopo l'Odin Theatre e altro. E io devo dire che ai membri del Living Theatre con cui ho avuto la fortuna di collaborare ho visto tanti lividi. Quindi tra i due direi questo, cioè un teatro vivente, quello loro, in cui gli attori vivevano con forza e a volte con dolore quello che facevano. Grotowski e anche Eugenio Barba ehm, agognavano per l'attore un coinvolgimento totale, laddove esisteva una drammaturgia drammatica, scusami il bisticcio di parole, doveva essere accompagnata da una vita non drammatica, ma quantomeno da un coinvolgimento generale di tutto ciò che facevi, dal cibo sino alla musica. Non potevi certamente ascoltare del samba se dovevi portare in scena una tragedia greca. Sì, anche questo ho avuto la possibilità, la fortuna di vederlo da vicino perché anche nel periodo in cui ho lavorato con il Living Theatre si iniziava dalla mattina con lo yoga, si continuava con un'alimentazione che in alcuni casi era molto selettiva, tanti di loro sono vegani o vegetariani. Devo dire che io vivo il teatro da un certo punto di vista in maniera più anarcoide, non completa tutta la mia vita sino all'alimentazione, ma è altrettanto vero che quando faccio dei progetti, come può essere stato l'ultimo Vita nella città, mi concentro a tal punto su quel progetto che veramente assorbe totalmente la mia vita. Durante gli ultimi 3 mesi di prove io sono dimagrito 7 kg e non è proprio una cosa normale. Mi dimenticavo di mangiare, se avessi potuto non avrei neanche dormito, perché in effetti il teatro è vita e a volte le due cose si mescolano a tal punto che una assorbe l'altra. Le persone che vengono coinvolte nelle tue messe in scene sono consce di quello che andranno poi a fare, nel senso che tu le tratti come se fossero degli amici, come se fossero dei dipendenti, come se fossero degli attori, come se fossero dei pezzi di pongo da modellare. Li tratto come persone. Li tratto come persone che partecipano ad un progetto senza nessuna distinzione di sesso, religione, età o professionismo, perché nei miei progetti ci sono sia professionisti che non professionisti,
Per fortuna facendo un teatro nuovo, diverso, come quello sensoriale, ho la possibilità di trattare tutti allo stesso livello, che spesso è anche un livello zero, nel senso che tutti, dall'attore che ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica all'attore che sta iniziando, devono imparare un nuovo linguaggio, devono imparare comunque un nuovo copione, devono imparare a stare dentro un nuovo progetto. Quindi sono persone che hanno la possibilità di fare un'esperienza nuova e che con il tempo si spera che diventino anche amici. Questo perché? Perché comunque i rapporti personali sono secondo me fondamentali nel teatro, in generale in questo settore. Sono fondamentali perché di soldi ce ne sono pochi, si lavora tanto e allora almeno che si lavori bene. E imparava a conoscere il porto da cui era salpato e i luoghi familiari della sua giovinezza e i dintorni di casa e un campiello di Venezia dove correva da bambino. A questo punto Kublai Khan lo interrompeva o immaginava di interrompere. Essere o apparire? Essere. Per quello che hai scelto di fare il regista? Sì, in effetti mi sono portato sempre di più dietro le quinte, da attore a regista, sino addirittura per tanti anni come organizzatore teatrale ero proprio invisibile, perché quando organizzi un evento ovviamente non sei in prima linea, non ti vede nessuno, ma sei fondamentale per tutti quelli che invece arrivano al proscenio. Però dà secondo me molta più soddisfazione perché nell'essere c'è l'essenza della creazione. Ma tu hai portato Karim Galici al teatro o è il teatro che hai portato a Karim Galici? Io, questo è da Marzullo, eh. Se vuoi te ne faccio anche una peggiore. Allora, il teatro che ha portato Karim Galici o Karim Galici che ha portato il teatro, è così? C'è la domanda di riserva. È accettata la domanda di riserva. Allora, intendo dire questo. Se tu dovessi mettere in scena uno spettacolo che... vabbè, terza domanda. Sta diventando troppo difficile anche per me questa di domanda. E allora andiamo e cambiamo argomento. Cagliari ti sta stretta. Wow, no, Cagliari mi sta benissimo. Io amo questa città a dismisura. Ho capito che la amo più di una donna, più di qualsiasi altra cosa e quest'amore so che non finirà mai. Se intendi il fatto che cerco delle esperienze fuori da Cagliari, ti do ragione. Ma questo credo che sia nel DNA di fare esperienze nuove, di fare ricerche, anche perché io lavoro spesso con le comunità. In questo caso sto lavorando in quest'ultimo progetto con i migranti che vivono nel nostro territorio, ma l'ho esteso ai migranti che stanno in giro per il mondo. E in generale mi piace lavorare con i cittadini, con delle persone diverse, di conseguenza ho sempre bisogno di viaggiare, che è una delle cose che più mi piace fare insieme al teatro. E quindi la scelta di andare in America? La scelta di andare in America adesso perché c'è una bella occasione. Io ho iniziato a lavorare con un'attrice e regista di Puerto Rico che vive a Chicago tanti anni fa. Nel 2013 abbiamo fatto uno spettacolo insieme per una compagnia di Barcellona che si chiama il Teatro de los Sentidos. Da lì abbiamo iniziato a collaborare insieme, abbiamo fatto uno spettacolo subito dopo a Madrid,
Poi io l'ho invitata in Italia diverse volte, abbiamo fatto uno spettacolo a Gorizia, da poco abbiamo fatto anche uno spettacolo a Cagliari l'anno scorso all'Orto Botanico, Invisible Space, ma non c'era mai stata l'occasione di andare dove lei vive, a Chicago. E adesso invece lei mi ha invitato a fare un nuovo spettacolo che si chiama The Little Big Prince, quindi sul piccolo principe, e credo che sarà uno spettacolo molto bello perché l'idea è quella di mettere gli spettatori su un letto che gireranno per gli spazi trovando i pianeti che ha visitato il piccolo principe nel suo romanzo. E questo è anche un modo come un altro per cercare di invogliare i giovani a frequentare le sale teatrali, perché i giovani frequentano le sale teatrali. Le frequentano poco e verrebbe da dire anche male a volte, nel senso che dispiace tanto quando ci sono delle scolastiche nei nostri grandi teatri, come può essere il Teatro Massimo, e vedi tanti ragazzi con il cellulare in mano che messaggiano anziché vedere quello che c'è sul palcoscenico. Ed è qui che può entrare in gioco la qualità, però, di quello che fai. Si può fare con il teatro sensoriale o con altri tipi di teatri più interattivi, per cui il giovane lascia il cellulare e capisce che ci può essere qualcosa di più interessante da fare, ma si può fare anche col teatro da palcoscenico. L'importante è trovare una qualità tale, contemporanea, che possa catturare i giovani di oggi. Quindi è chiaro che un giovane diciottenne, se vede un teatro ottocentesco, forse non sarà così invogliato a ritornare a teatro. Se invece si emoziona, viene coinvolto, allora probabilmente tornerà e forse avremo degli abbonati del futuro che invece per il resto mi pare che stiano scarseggiando. Un'interazione tra smartphone e palcoscenico? Questo è molto interessante, ci ho pensato tante volte e qualche esperimento nel mondo è stato comunque fatto. Sicuramente a breve farò qualcosa del genere perché in effetti è da sfruttare, visto che loro come giovani, ma ormai anche i non giovani, siamo veramente abituati a interagire tantissimo con il cellulare, quindi credo che in uno dei miei prossimi progetti ci sarà questa interazione e il cellulare diventerà protagonista. Cosa pensi che toglierai fuori da questa esperienza americana? Credo che tirerò fuori un'esperienza nuova, perché comunque sto andando dall'altra parte dell'oceano, dall'altra parte del mondo, Ma per tornare o per rimanere? per tornare comunque. Io Sono parto, tutti così. dicono tutti così, ma è inevitabile secondo me, si parte sempre per tornare. E la cosa bella è tornare più ricchi di prima, con un bagaglio che ti porti appresso in più, che sia di competenze. Io chiaramente avrò la possibilità in tanti mesi in cui starò lì di migliorare il mio inglese, credo che sia fondamentale perché ormai non parlare l'inglese è quasi come essere analfabeti, come quando uno non sapeva l'italiano magari 100 anni fa. E allo stesso tempo mi darà delle possibilità nuove, quindi anche a livello europeo. Ma tu hai paura che possa stravolgerti la vita questa esperienza americana, nel senso che quando uno decide di tornare qua, nel proprio posto, è perché o ha un eccessivo, anche auspicabile, amore per la propria terra e quindi può mettere a disposizione le proprie esperienze nella propria terra, però allo stesso tempo potrebbe anche aver paura di un palcoscenico maggiore come può essere quello degli States e di conseguenza tornare nella cuccia. Sì, non ho questa paura, nel senso che so che per me Cagliari è una base, è un punto di partenza. E so che voglio viaggiare molto, voglio fare tante esperienze, quella degli Stati Uniti è una delle tante che spero di fare, tutto qui. Quando andrai via dalla nostra Sardegna, ti porterai dietro la frustrazione di dover essere un organizzatore per poter vivere e quindi sottrarre questa alla creatività, oppure partirai pieno di speranze per applicare degli studi che avrai sperimentato e portarli qua nel luogo che evidentemente ti piace molto. Sì, sai che non ho capito bene la domanda. Stavolta non ce l'ho di riserva, devi rispondere a questo, Però che è un gioco che ho capito. provo a,
a rispondere, me la rifai per favore, però. Sì, semplicemente questo. Vorrei tornare in Sardegna perché hai paura che l'America sia troppo grande per poterti non esprimere, ma per non averne paura e quindi credi di poter avere dall'America una esperienza tale per cui arrivi in Sardegna e la porti in Sardegna e quindi puoi in un microcosmo più piccolo metterla in pratica, oppure se c'è la possibilità di stare in America e rischiare anche cose grosse della tua vita, possano avere. Io sono assolutamente aperto a tutte le possibilità che mi arrivano. Nel bene e nel male non ho legami che mi trattengono in un luogo o che mi facciano aver paura di quello che può essere il nuovo. Quindi se ci saranno delle opportunità per restare in America e sceglierò di stare in America, lo farò volentieri. Anche perché tanto so che la Sardegna non scappa, resta qui. No, era un altro Galicci, purtroppo. Era provinciale. Se non fosse stato, se non fosse rimasto con quella testa provinciale, sarebbe diventato mondiale. E tu sai a che cosa mi sto riferendo. Sì, ti riferisci a mio cugino Efisio Galici, che era sicuramente un pugile di altissimo livello. E dicono che gli assomigli, quindi a tu attento. No, scherzo, comunque sì, è chiaro che una testa che ti fa stare molto con i piedi per terra, io credo che comunque serva. E sicuramente Efisio aveva comunque di base un'umiltà che l'ha portato comunque ad alti livelli. Poi per il resto serve anche sapersi staccare dallo scoglio Sardegna senza stare a citare Verga, però effettivamente spesso gli isolani hanno un pochino questa paura che staccarsi dallo scoglio voglia dire perdersi. Ma sai, io ho vissuto 10 anni a Roma, un anno a Milano, ho già fatto tante esperienze in giro e quindi questo mi preoccupa molto meno. Abbiamo conosciuto meglio oggi un altro Galici. Speriamo che almeno lui un titolo lo porti indietro dall'America. Sì, dai, speriamo anche più di uno. E chissà quando ci rivedremo, speriamo presto perché poi stavo ricordando oggi che in effetti la prima intervista me l'hai fatta credo nel 2000 per un cortometraggio, quindi sono già passati 18 anni, però devo dire che io ti trovo sempre uguale, quindi evidentemente stiamo crescendo bene. I sogni son desideri di felicità. Nel sogno non hai pensieri, ti esprimi